e Didi Gius. Vediamo Carlo Bottoni allo steccato con Drosci, poi subito si profila la minaccia di Didi Gius, mentre è in grave rottura Dorsten, imitato da Director Jet, quindi dopo 200 metri di corsa conduce Didi Gius nei confronti di Darif F. Punta dritto Giancarlo Baldi con il portacolori della scuderia Biasuzzi. Vediamo se Gerhard Kruger concederà strada. Così non è, deve affrontare uno strappo piuttosto sostenuto Darif F, gli rinviene comunque all'interno Didi Gius. Terzo in corda è Drosci, Giancarlo Baldi con Darif F ripiega in terza posizione, seguono poi Darwin Jet, poi vediamo anche Pagalà, quindi ancora in sesta posizione Donio Sabuk, quindi Dunkirk e tutti gli altri con il favorito Dorsten staccatissimo. Davvero un peccato questo premio Tino Triossi, derby dei 4 anni, ha perso probabilmente un protagonista fondamentale. Comunque Dorsten insegue il gruppo ed ora punta decisamente in terza ruota, ha perduto un'enormità di metri, sempre sostenuto il ritmo imposto da Didi Gius, secondo in corda è Drosci con vicino Darwin Jet, poi in terza ruota al largo di tutti, autore di un volo veramente strepitoso, il favorito Dorsten, quindi vediamo anche Milledi, Donio Sabuk e tutti gli altri. Manca mezzo miglio alla fine del premio Triossi, 800 metri alla conclusione, con sempre al comando Didi Gius nei confronti di Darwin Jet, che nel frattempo si è portato al sediolo del battistrada, segue sempre come un'ombra le mosse di Didi Gius, il compagno di allenamento Drosci, poi ancora Dorsten che affronta corsie davvero proibitive, quindi Milledi, Donio Sabuk che con Nello Bellei comincia la sua progressione. I cavalli sono a metà dell'ultima curva con Didi Gius sempre al comando con vicino Darwin Jet e Drosci, Donio Sabuk addirittura in quinta ruota. I cavalli si spiegano a ventaglio, mancano poco più di 200 metri all'arrivo di questo premio Triossi. Didi Gius alla frusta di Gerhard Kruger con vicino Drosci, più all'esterno arriva anche Donio Sabuk, si avvia a vincere Didi Gius e pur calando va a vincere nei confronti di uno splendido Donio Sabuk, quindi per il terzo e quarto posto finiscono molto vicini Drosci e